Adesso stiamo discutendo ancora con il sindaco che posizioni avere in giunta, con che deleghe. Abbiamo tanti bravi amministratori, tanti ragazzi, tante persone che hanno preso anche i voti, quindi valuteremo insieme al sindaco, insieme ai dirigenti di partito, per vedere quali figure possono rappresentare la Lega nel miglior dei modi all'interno della giunta comunale. Milanese classe 1990, il leghista Andrea Tomaello appare l'uomo nuovo della seconda giunta Brugnaro. Se da Cafarsetti trapela poco o nulla della squadra che affiancherà il riconfermato sindaco di Venezia nei prossimi 5 anni, l'unica certezza, pur non ufficiale, sembrerebbe proprio la sua nomina a vice sindaco. Non lo so, vediamo. Io son giovane, quindi l'esperienza conta anche, ecco, sarebbe giusto un attimo vedere anche con chi ha collaborato in questi mesi. Insomma, è ovvio che, qualsiasi persona che fa amministrazione, che fa politica, credo sia felice di prendere un ruolo all'interno della giunta comunale di Venezia. Ecco, per la città è importante, il ruolo è prestigioso, quindi penso che qualsiasi persona sia felice. Da un anno commissario provinciale della Lega per la provincia di Venezia, Tomaello è capogruppo del partito in minoranza al Consiglio Comunale di Milano ed è stato assistente del vice segretario federale della Lega Nord e segretario della Liga Veneta Lorenzo Fontana all'Europarlamento e al Ministero della Famiglia. A Cafarsetti la Lega dovrebbe avere vice sindaco e 2 assessori. Partito tra i favoriti alle ultime elezioni comunali, a Venezia il Carroccio ha preso però meno della metà dei voti della lista Brugnaro Sindaco. Forse un po' sottotono, ma siamo stati decisivi per vincere il comune al primo turno e non rischiare il ballottaggio, che poi avrebbe avuto dei risultati magari anche non soddisfacenti, ecco.